Il pericolo, subdolo, nascosto in un piccolo gioco. Per tutta l'estate i bambini se li sono intrecciati in mille modi ai polsi, braccialettini per dire amicizia, amore, simpatia, accattivanti nei colori fluo, facili da maneggiare, i genitori costretti all'acquisto di queste bustine dall'aria innocua in vendita nelle edicole e in tutti i negozi di giocattoli. Tanti di questi oggetti erano fabbricati a norma di legge, ma ora la Guardia di Finanza ne ha scoperti ben 170 milioni di pezzi risultati altamente tossici. All'origine del maxi sequestro c'è ancora una volta il China Ingross di Corso Stati Uniti a Padova. Un primo sequestro di una grossa partita di merce permette di avviare le analisi. L'Istituto Italiano di Sicurezza dei Giocattoli di Como certifica la tossicità dei braccialetti. Sostanze chiamate ftalati sono presenti in dosi 100 volte superiori a quanto autorizzato dal Ministero della Salute. Si hanno non solo gravi modifiche di tipo endocrino, cioè mancato sviluppo ormonale, mancato sviluppo dell'apparato sessuale, ma modifica addirittura a livello anatomico. Una serie di perquisizioni successive porta le fiamme gialle ai magazzini di Quinto di Treviso e Mira. Il mercato veneto è inondato di piccoli elastici tossici. Gli investigatori non escludono che siano arrivati a rivenditori e famiglie. Il valore commerciale della merce sequestrata arriva a 10 milioni di euro. Le indagini stanno ricostruendo anche la posizione fiscale dell'imprenditore cinese che nel 2013 aveva denunciato un volume d'affari di 10 euro. Sì, proprio così. Pensavamo di aver sbagliato, in realtà no, ha denunciato un volume d'affari di 10 euro a fronte di un valore commerciale di merce di 10 milioni di euro. Ovviamente è un aspetto che stiamo continuando a sviluppare e che avrà ulteriori conseguenze.